Amici di Sport di Più, buongiorno, ben ritrovati. Questa mattina siamo in regione, siamo nella sede della regione del Veneto e quindi parliamo ovviamente di quello che è lo sport nella nostra bellissima regione e lo facciamo con l'assessore allo sport appunto, della regione Veneto e Cristiano Corazzari. Buongiorno Assessore. Buongiorno a tutti voi. Allora, Assessore, intanto grazie per essere qui con noi. So che per lei è un periodo molto impegnativo, molto ricco di impegni, anche alla luce, e qua entriamo subito nel merito di questa breve intervista che le voglio fare, di questa novità, diciamo questa certificazione ulteriore di quello che è lo sport nella nostra regione e quindi Veneto, Regione Europea dello Sport 2024. Da dove parte questa idea? E questa possibilità anche per il nostro sport. Abbiamo colto questa bella opportunità presentando un po' le eccellenze sportive della nostra regione, da Access Europe, che è un organismo che è legato alla comunità europea, al mondo dello sport europeo, a cui accedono comuni, regioni d'Europa per poter sensibilizzare e valorizzare tutto ciò che riguarda lo sport e l'indotto che lo stesso genera. La Regione del Veneto ha colto questa opportunità ben consapevole della potenzialità che lo sport veneto rappresenta non solo per la comunità veneta, ma anche per il sistema paese. Parlare di sport in Veneto significa parlare di un indotto importantissimo da un punto di vista economico, di un elemento di motore di crescita da un punto di vista sociale, da un punto di vista del educativo, formativo per i nostri giovani, da un punto di vista della salute. Ci confrontiamo con una regione dove vi sono quasi 500.000 atleti tesserati nelle varie discipline, una regione che ospita regolarmente eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale. Ci aspetta il grande appuntamento delle Olimpiadi del 2026 e siamo in una fase di preparazione. Un mondo dello sport che non voglio assolutamente dimenticarlo, ma anzi sottolinearlo, riguarda anche un valore in termini di solidarietà e di volontariato. Abbiamo centinaia di migliaia di persone che in Veneto si dedicano al volontariato attraverso lo sport e questo per noi rappresenta un valore aggiunto di coesione sociale, di crescita sociale, di superamento di tutti quegli aspetti quelli, che riguardano le categorie più deboli, più fragili della nostra comunità e rappresentano anche un elemento di valore assoluto per gli enti locali che possono collaborare con questo mondo. A questo aggiungiamo il valore formativo, educativo dello sport che noi promuoviamo anche con progetti insieme alle nostre scuole, con la promozione dello sport a scuola, la promozione della carta etica dello sport che ne esalta i valori. E quindi parlare di sport in Veneto significa parlare di una regione particolarmente vocata allo sport, all'attività fisica. Quasi il 43% dei veneti pratica attività fisica, attività motoria. Dicevamo prima, più di quasi 500.000 atleti tesserati nelle varie discipline, migliaia di società sportive, SD, enti di promozione, insomma un mondo, una rete formidabile, straordinaria, grandi manifestazioni, grandi eventi e quindi quando abbiamo costituito il dossier Regione Europea dello Sport abbiamo avuto un riscontro subito positivo e abbiamo avuto l'opportunità di vederci riconosciuto questo titolo di Regione Europea dello Sport. Oggi per noi questo rappresenta un punto di partenza perché nel corso di quest'anno implementeremo gli interventi della regione nel settore dello sport, sia in termini di investimenti nel nostro patrimonio impiantistico sportivo e sia in termini di investimenti e di contributi per la realizzazione della pratica sportiva, delle manifestazioni sportive. Insomma, una bella sfida, una bella opportunità che tutti insieme vogliamo cogliere per far sì che lo sport veneto sia sempre più importante e che il Veneto nel mondo dello sport sia sempre più protagonista. Ecco, Assessore, tanti eventi verranno organizzati, promossi, sviluppati in quest'anno. Non le dico, non le chiedo ovviamente di elencarli tutti perché sarebbe impossibile, ci vorrebbe magari tutta la mattina. Però ecco, un evento a cui sarete presenti come Regione Veneto è Sport Expo, questa fiera dello sport che si tiene a Verona da 18 anni presso i padiglioni della Fiera di Verona. Sarà presente la Regione Veneto con uno stand e sarà il momento anche quello lì di promozione
anche tramite e grazie anche alla presenza di campioni dello sport Veneto, quindi testimonial importanti che possono avere un appeal importante sui giovani che parteciperanno a questa fiera. Beh, sicuramente un appuntamento che aspettiamo con fervente attesa, perché rappresenta una vetrina straordinaria per promuovere ciò che è lo sport veneto e lo sport in generale. Un evento che è sempre molto partecipato, e noi auspichiamo che sia ancora di più un modo per attrarre soprattutto i giovani rispetto alle varie discipline sportive, rispetto a tutto quel mondo che gravita attorno allo sport in termini anche produttivi, economici, le opportunità occupazionali. E la Regione Veneto sarà presente, sarà protagonista. I testimonial sono necessari, ma anzi direi che sono coloro che ci permettono anche di riuscire ad andare al di là degli addetti ai lavori e quindi tutti gli appassionati di sport delle varie discipline. Abbiamo la fortuna di avere degli atleti di primissimo livello in Veneto e quindi con loro collaboreremo per portare avanti non solo il tema della regione europea dello sport, ma lo sport in generale, che vede il Veneto sempre in prima linea. Ecco, Assessore, testimone sportivi, un territorio, quello del Veneto, che, come diceva lei prima, è vocato allo sport. Ovviamente lo sport e il turismo è un link automatico e in questi grandi eventi, proiezione 2026, sono come si può dire, degli amplificatori importantissimi. Quindi penso che anche la Regione Veneto, senza penso, sono sicuro che la Regione Veneto stia assolutamente attenta a queste dinamiche. Assolutamente, il binomio sport e turismo è uno degli elementi particolarmente importanti per poi riportare delle risorse sul territorio. Consideriamo che il turismo sportivo legato a manifestazioni, eventi, ma non solo, anche legato alla semplice pratica sportiva, è una fetta di mercato sempre crescente. A questo aggiungiamo che la nostra regione ha la fortuna di essere una regione con le ambientazioni naturali e gli scenari più diversificati. Andiamo dalle nostre Dolomiti fino al delta del Po, passando per le nostre coste, per le splendide città d'arte e per un territorio della pedemontana che è unico nel contesto nazionale. Quindi una vera e propria palestra a cielo aperto per gli sport outdoor, è una regione ricca di impiantistica sportiva per tutte le discipline sportive, che si presta quindi a 360 gradi per praticare sport. Sicuramente per noi questo rappresenta l'occasione anche per far vedere ciò che di buono non solo i nostri atleti fanno in termini di prestazioni sportive, agonistiche, ma per ciò che il sistema veneto rappresenta nello sport. Abbiamo dei distretti industriali che sono completamente vocati, per esempio al calzaturiero, all'abbigliamento, alle attrezzature sportive. E quindi in Veneto parlare di sport significa parlare anche di turismo e di crescita economica. In questo ci contraddistinguiamo, siamo la prima regione a livello nazionale per numero di presenze turistiche. Di questa grande parte di presenze turistiche, una quota sempre più significativa è legata alla visitazione, allo sport, alla pratica sportiva e alle manifestazioni sportive. Senta, Assessore, le faccio una domanda non scomoda, però insomma è una riflessione. Qualche settimana fa eravamo presenti a quella conferenza stampa dove si è fatto un po' il punto della situazione per quanto riguarda Milano Cortina con il presidente Malagò e con tutta la stampa nazionale. Una cosa che, allora, mi tolgo dal ruolo di giornalista, parlo da cittadino. La cosa che ha dato un po' fastidio è che si è parlato esclusivamente e si è cercato esclusivamente di parlare di questa benedetta o maledetta, dipende dai punti di vista, pista di Bob, mentre si è tralasciato tutto quello che di buono è stato fatto finora e, come ho evidenziato alla fine con l'intervento che ho fatto, non si è parlato, secondo me, sufficientemente di quello che si è fatto e che si sta facendo in ottica di sistemazione, riqualificazione delle strutture al fine di renderle accessibili a quelli che sono gli atleti paralimpici, perché Olimpiadi è vero, sì, però si parla secondo me troppo poco delle Paralimpiadi. Cosa ne pensa, Assessore? Beh, è una domanda che mi fa particolarmente piacere e che nel modo in cui è stata esposta già presuppone quelli che sono dei punti conduttori molto importanti.
Le polemiche possono esistere e sono anche doverose nel momento in cui ci sono delle situazioni da migliorare, ma non si può perdere di vista il grande valore che questo evento sportivo, cioè le Olimpiadi, rappresentano per tutta la comunità nazionale e per la Regione Veneto in particolare. Si tratta di una opportunità straordinaria, una sfida difficilissima che dobbiamo saper vincere con la capacità e l'efficienza che ci è tipica da Veneti, ma che porterà risorse importantissime nel nostro territorio, sia in termini di realizzazione di infrastrutture che serviranno negli anni successivi alle Olimpiadi per tutta la comunità, per rendere il nostro sistema Veneto più efficiente e più capace di affrontare le sfide del futuro, strade, infrastrutture, tutto ciò che viene chiamata legacy, eredità. Ma anche e soprattutto verranno dati degli investimenti straordinari per l'ammodernamento del nostro patrimonio impiantistico, con una particolare predisposizione e visione nei confronti dei soggetti portatori di disabilità. E in questo pensiamo solo agli interventi che verranno fatti per decine di milioni di euro sull'Arena di Verona, che ospiterà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, sia Olimpiadi che Paralimpiadi, e quindi sarà per noi l'opportunità, anche in un monumento storico millenario, di poterlo rendere accessibile anche alle persone portatrici di disabilità. Ma questo non solo per quello che è un intervento simbolo, ma per tutti i nostri impianti. I bandi che promuoviamo e che promuoveremo nel corso di quest'anno vedono appunto tra le priorità di intervento quello del superamento di ogni barriera di accessibilità, quello della messa in sicurezza, quello di far sì di avere un patrimonio impiantistico che sia pienamente fruibile, accessibile, sostenibile dal punto di vista del consumo energetico e ambientale, dell'inquinamento, e un patrimonio impiantistico sicuro per tutti coloro che ne fruiranno. Questa è una grandissima opportunità che andrà a beneficio di tutti coloro che praticano lo sport, o di tutte le famiglie che hanno dei ragazzini o dei bambini che vogliono, perché portano e praticano lo sport, e che ci è dato anche dall'appuntamento olimpico. Quindi, al di là del pista da bob, che dal nostro punto di vista rappresenta comunque un punto importante, ma è il sistema Olimpiadi che ci dà una grande spinta di miglioramento e di crescita. Solo guardando così con una grande forza al futuro si può comprendere molto bene quale sia il risultato positivo di un evento così importante. Assessore, io non le porto via altro tempo perché, ripeto, so che è molto preso in questo periodo. Io le do appuntamento a Sport Expo, quindi ci vedremo dal 15, 16, 17 di marzo qui a Verona. Intanto le auguro buon lavoro, la ringrazio ancora di essere stata qui con noi. Grazie a voi e ci vediamo a Verona. Ciao, grazie.